Che il virus possa mutare. Allora, a questo proposito abbiamo la nostra Giovanna Botteri. Ecco, intanto, prima di Giovanna Botteri abbiamo i dati in diretta con Angelo Borrelli. Buonasera a tutti, ringrazio il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico, che oggi mi accompagnerà nel corso di questo incontro. Per quanto riguarda il totale delle persone attualmente positive è di 80.572, con un incremento di 2.937 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.035 sono ricoverati in terapia intensiva, 28.403 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte 48.134, il 60% del totale della popolazione sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo ancora purtroppo un numero di deceduti di 727 persone. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 16.847 persone. Rispetto a ieri le persone guarite e dimesse sono 1.118 in più. Per quanto riguarda la Cross, ad oggi... Ecco, abbiamo sentito in diretta da Angelo Borrelli l'aggiornamento sulla situazione del nostro Paese oggi. Allora, Ilenia, per un esame di questi dati vengo da te.